E siamo con Gianmario Petozzi, il rappresentante sindacale unitario dei lavoratori di Orcenico qua dell'Ideal Standard per la CISL. Ecco, sappiamo che ieri a Roma c'è stato un incontro molto importante sul futuro di Ideal Standard e chiediamo com'è andata a Gianmario. Sì, ieri c'era l'incontro al Ministero del Lavoro per gli ammortizzatori sociali, che sono in serie la cassa in deroga per tutti i lavoratori del standard di Orcenico, per cui l'azienda aveva chiesto la mobilità, e la cassa integrazione straordinaria per la holding, per una serie di impiegati del gruppo, che qui a Orcenico sono circa una quindicina. Però c'è stato, come dire, un rinvio. Ufficialmente è stato firmato un verbale d'incontro su cui viene detto che a causa della mancanza dei decreti attuativi del patto di stabilità inerenti agli ammortizzatori sociali, l'incontro slitta al 13 di gennaio. Intanto comunque il presidio continua e voi continuate. Sì, noi abbiamo proclamato fin dall'inizio che fin tanto che ai ministeri non sarà ratificato l'accordo, quindi con la cassa in deroga, che a noi non serve per avere l'assistenza da parte dello Stato, ma serve per avere un tempo necessario affinché la cessione possa avvenire, e per cui fin tanto che non sarà rettificato il tutto, il blocco delle merci continua ad oltranza.